Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro 1331A, ok, che è un codice postale del Uzbekistan. Forse questa l'avevamo già fatta. Ok, cambiamo apertura. Abbiamo giocato di 4 e adesso giochiamo la variante Trompovski. Mm, ok, questa è la variante, deve essere una delle mosse principali. Ehm, ok, è diventata un po' famosa perché ricorda un po' il presidente Trump e proprio sotto elezioni mi ricordo che forse la prima partita del match Carlsen-Karjakin è stata proprio giocata questa apertura. Non si capisce se ci fosse un vero significato politico. Ok, allora G5 è una mossa molto molto particolare. Perché? Vabbè, perché è G5 di fatto. Oddio, non so se Alfiere 5 ha un suo perché. Penso di sì. Probabilmente giocherà Torre G8. F6 mi sembra un po' al limite, anche perché questa diagonale inizia a farsi... Vabbè, io ci provo. Io ci provo, minaccio da un H5 matto. Ok, ovviamente il mio avversario non è così babbo. Però ci riprovo. Alfiere 2. Vediamo cosa fa. G4. Mm, le ha parate tutte. Ok, ok, mi hai convinto, caro 1331. Che se può fare ora? Ma scusami, alfiere per G4? Weird move, H per G4, donna per G4. Ok, riproponendo il matto dell'imbecille e attaccando anche il suo cavallo. Ok, purtroppo temo che abbia difesoni tipo D5, difende il cavallo, para il matto e attacca la donna, quindi tanta roba per lui avere sto tipo di mosse. Ok, un'altra cosa di cui mi devo preoccupare è di non rimanere incastrato questo alfiere, perché effettivamente si può anche correre il rischio. Ok, dai, muoviamo perché sennò mi addormento. Alfiere G3, H4 non è tanto una possibilità perché a quel punto posso mangiare G4 riproponendo il matto lungo questa diagonale. Quindi F5 decide di fare. F5 è un'altra mossa che non mi piace tanto. Non so se posso fare F3. Ma sì, dai, facciamo F3. No, aspetta che fa schifo. Allora F3. No, mangia prima il cavallo. Mangio qua e dopo fa D5. Io mangio, lui mangia e basta. Fine. Nothing to do. Devo cambiare. Fare altro. Forse posso giocare prima alfiere 5 e poi giocare F3. Sembra una cosa ragionevole. Probabilmente adesso lui si limiterà a giocare Torre G8 e F3. Io continuo a insistere sul matto scemo, cercare di crearmi possibilità. Ok, D6. D6. Mm, mm, mm. Ok, sembra che tutto sommato lui ne sia uscito bene da sto bordello. Ok, cavallo F6. Vabbè, è ora di sviluppare i pezzi, ragazzi. Cioè, da questa roba non si scappa. Prima o poi i pezzi vanno sviluppati, magari in posizioni che fanno meno schifo del Alfiere 2.
E4, forse... Vabbè, dai, proviamo a giocare 4. Una parvenza di centro possiamo anche prendercela. F4 non è efficace per via di alfiere H4. And now. Devo trovare una collocazione decente per questo alfiere. What about this? Ok, alfiere C4, minaccio presa, sfruttando l'inchiodatura di questo pedone. Ma penso che lui giochi D5 very soon. Ok, però questa forse ha dei problemi per lui perché dopo presa ho donna e 2 scacco e adesso lui si trova un po' in imbarazzo perché donna e 7 cade questo, quindi deve spostare il re. Al che posso... Porco cane. Mi sa che ho fatto qualche errore di calcolo perché ero convinto che questo non fosse un problema, cioè torre 8 non fosse un problema per, perché c'è sempre alfiere 5, ma in realtà non c'è sempre perché lui può giocare questa intermedia molto forte. Quindi non vorrei aver perso di già. Ah, mm, mm, mm. Allora, non ho perso, però devo inventarmi qualcosa alla svelta. Mm, difficile, difficile, difficile. Ok, forse ho trovato una soluzione brutta, ma pur sempre una soluzione. Del tipo che io sacrifico un pezzo ora, cavallo per D5, e dopo cavallo per D5 gioco alfiere per C7. Ok, la mia idea è deviare la donna dalla difesa di questo cavallo. E, ok, se mangia io riprendo un pezzo e dopo riprendo anche una qualità, quindi alla fine avrei 2 pedoni in più per avrei torre e 2 pedoni per 2 pezzi, che tutto sommato è accettabile rispetto a aver perso un pezzo. Oppure l'alternativa è donna di 7, però su donna di 7 secondo me io acquisto una enorme iniziativa dopo donna e 5 che lui mi ha lasciato fare. Ah, perché ok, ok. Dopo donna e 5 still rimane torre 8 il problema. Perché su donna per su alfiere per D5, donna per D5 e io perdo la mia povera dama. Ok, quindi nulla di quello che ho detto aveva senso. Il mio re al centro conta, fa molto più schifo del suo. E quindi sto un po' nelle cosiddette... No, ho proprio perso forse. Perché non ho un posto decente dove mettere sto re, ci sono sempre questi salti di cavalli fastidiosissimi. Niente, devo giocare all'F1. E... Ah no, aspetta, aspetta, forse... Ultima chance. Ok, ho F4. Ok. Questa mossa mi piace molto perché rischio di poter arroccare lungo nella prossima mossa. Mangiare non può perché rimangio e il cavallo è sempre inchiodato. Su torre 8, alfiere 5, alfiere F4, però penso di poter abbandonare.
Decisamente. No, ok, a quel punto credo che sacrificherò la donna per torre e alfiere, e sperando di liberarmi tutti i pezzi ed avere un buon gioco. Ok, lui non l'ha vista, secondo me era la scelta migliore che poteva fare, e a questo punto ne approfitto e gioco il Roccolungo. Ok, sempre su donna per c'è sempre questo cavallino in presa, quindi è vero che è un pezzo in meno, però, però un barlume di speranza ce l'ho, perché adesso il suo re è più esposto del mio, lui ha gravi problemi di sviluppo e io spero di riuscire a tirare fuori questi in tempi decenti. A febbraio in uscita nell'Accademia di Mattoscacco il corso di partite commentate a 10 minuti di Alessio. Tra l'altro lui è molto incastrato coi pezzi, ora che vedo. Forse donna e 6. Lo libererebbe un po'. Su donna e 6 sempre ritorno col Melfierine 5, probabilmente. Ok, B5, strana, molto molto strana. E... Ok, me ne torno semplicemente qua. Devo tenere l'alfiere su questa diagonale, ovviamente. Dopo alfiere per B5, donna per C7. E, e tutto torna per lui. Ok, però adesso mi ha dato una nuova possibilità di giocare donna per D5. Attaccando il pezzo, attaccando un altro pezzo. Il cavallo qua è difficile che possa fare mosse utili perché c'è anche la donna sospesa. Penso che se la sia proprio persa questa zona per V5 perché... Ok, mi restituisce il materiale. Eh, Vediamo se posso fare qualcosa di meglio, ma non credo. Donna per e mi vado a mangiare quello. Adesso la posizione diventa un bordello, però almeno a materiale dovremmo essere più o meno pari. Soltanto che nel frattempo io mi sono preso un botto di pedoni. Ah, notare che qua alfiere per G8 lui avrebbe dovuto mangiare questo pedone su un scacco prima di rimangiarselo. Adesso mi tengo anche questo pedone con G3 ed è una vaccata perché questo sarà un grosso problema. Ok, probabilmente giocherà a cavallo per D4 e mi mangerà la torre. Penso a una partita di un livello bassissimo. Ok, cavallo E7 è sufficiente. Anzi no, perché così gioco di 5. No, ok, lui non ci sta capendo molto. Probabilmente ci sta capendo meno di me perché questa posizione non sono più neanche convinto di stare così male. Tirato fuori i pezzi. Questo alfiere che prima era devastante è stato chiuso completamente. Non è riuscito neanche a guadagnare la torre con qualche tatticismo lungo questa diagonale debolissima. Ovviamente ho un minuto. Strano. Uh, Torre 1. Piazziamo le torri sulle le colonne giuste. Questo cavallo ci arriverà in soccorso. Ok, il fiore C4. Ho temuto per un momento fosse una mossa forte, forte. Ma in realtà... Urca, stavo per fare donna e 5, la donna in presa secca perché il pedone è inchiodato, quindi devo fare altro. Dove lo metto? Qua. Non è che abbia così tanti posti, eh. Donna... Sì, sto rischiando un po', a dire il vero. Cambiato più valutazione alla posizione oggi che
Ok, re per di 1, devo perché sennò questo cavallo è in presa. Adesso devo un po' correre. Donna di 2, mi compatto un attimo. Tanto torri per darmi fastidio lungo questa colonna non ne ha, per fortuna. E ok, alfiere qua, cavallo di 4. Ok, cerchiamo di attivarci anche con queste torre. Ok, cavallo e 6, speriamo di riuscire a cambiare parecchi pezzi. La torre in e 6 starebbe veramente bene perché inchioderebbe il cavallo che sta minacciando di entrare in e4. Altrimenti cosa può fare? Può spostare la donna e metterla dove? Boh. E... Ok, niente. Mangia, mangia. Vediamo di portare a casa questo finale. Ok, speriamo che cambi le donne. Se cambia le donne, forse riesco anche a vincerla, anche se mi sembra un po' difficile con 13 secondi. Infatti lui non le cambia e probabilmente farò qualche cagatina nelle prossime, tipo donna F1, re di 2. Darà qualche altro scacco. Devo stare attento a non finire sotto qualche scacco di cavallo. Quindi devo prendere questa strada qua per cercare di scappare dagli scacchi di donna. E vediamo se... Vabbè, questo qua è un piccolo trucco, nel senso che... Madonna, c'è cascato veramente. Ok, lui pensava di avermi inchiodato re torre, però in realtà mi dà questa possibilità di giocare donna e 6, re F8 unica e prendersi questo matto. Volante, Madonna. Bel culo anche oggi. Esatto, abbandono, unica mossa possibile. Ehm, Qua lui avrebbe dovuto giocare sicuramente donna di 1. Dopo donna di 1, l'unica mia mossa che non perde la donna è re qua. E dopo cavallo e 4 la partita finisce perché mi dà un doppio re donna, quindi io sono costretto a cedere la torre. A questo punto penso che ci siano... no, ok, qua al posto di cavallo e 4 forse è ancora meglio alfiere F8 e finisce tutto perché donna inchiodata, perdo la donna, nothing to do, quindi ancora più semplice. E sì, lui invece si è fatto ingolosire dalla possibilità di inchiodarmi la torre e attaccarmi la donna, però si è perso questo matto in due, purtroppo o per fortuna. Bene ragazzi, abbiamo finito, ci vediamo ai prossimi video e saluto tutti, mi raccomando Master Think, il corso che è uscito da poco e dateci un'occhiata. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!